Abbiamo lavorato ad un programma comune, ad una visione del Veneto. Il nostro obiettivo è essere alternativi al centrodestra, che peraltro nel corso di questi mesi, di queste settimane, sta dando uno spettacolo abbastanza indecente. Di telenovela parlano i Dem sui tira e molla di Zaia arroganti, accusano le pretese dei partiti di destra sul Veneto. Si mostra invece compatto e deciso a correre unito il centrosinistra, forte anche della spaccatura interna alla maggioranza. Si accelerano i tempi per mettere le basi dell'alleanza, preparandosi a presentare il nome di chi sfiderà il centrodestra alle prossime regionali, con l'incontro congiunto di Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle, Veneto che vogliamo, Più Europa, Volt, Partito Socialista e Movimento Socialista Liberale. Di grande passo avanti parla il senatore e segretario Dem Veneto Andrea Martella. Stiamo definendo la nostra alleanza, il nostro programma, e questa nostra non è una corsa ai nomi, come avviene dall'altra parte, che pare essere l'unica cosa importante. La nostra è una capacità di stare assieme, di proporci al Veneto come alternativa, con questo ampio schieramento di forze politiche e civiche, che innanzitutto si ritrova intorno ad una visione, a un programma comune, e che vuole sfidare il centrodestra per il governo della nostra regione. Primarie delle idee, così si chiama lo strumento di partecipazione popolare su cui il centro-sinistra sta lavorando. Una chiamata popolare nel weekend dal 21 al 23 marzo per scrivere il programma della coalizione con l'apporto dei cittadini. Un segnale forte di aggregazione per contrastare anche l'astensionismo, dichiarano i Dem, che rincarano la dose. Il contrario esatto, dicono, dello spettacolo poco decoroso cui ogni giorno dà vita il centrodestra. Siamo già entrati nel post-Zaia e ci siamo entrati con uno scontro rilevantissimo dal centrodestra. E io penso che i cittadini se ne siano anche stancati.